Vai. Via. Parliamo ancora del Frituin, in Caia della Regina, che è mia patria, perché sono nato da quelle parti, insomma, presso poco, e esisteva e esiste ancora questo Frituin, però non c'è più il Frituin di ora, perché ora che c'era proprio il Frituin c'era il friggitore di pesce, va bene? Ecco, e adesso vi spiego come vi illustro questo luogo così veramente caratteristico a Venezia. C'era un luogo che non sarà stato più grande, mi dico che sarà stato, da quello che la mia memoria mi può far credito, sarà stato un 3x3, 9, 10 metri quadri, circa, insomma, attorno a... E esisteva un banco, da dietro del banco che c'era un fogher, si dice un fogher, che andava sempre a legna, con dentro impiantata una caldiera. Questa caldiera piena di olio, naturalmente, che c'era oltre che olio anche il frutto, perché che a volte si usava quello, che c'era, che friggeva continuamente giorno e notte, e a più di che passavi qualche accai e ti sentivi sempre il profumo del pesce fritto, che ora in laguna si trovava di tutto, dagli anguei ai barboni, ai barboncini, i sardei, i sardoni, e cepoine quando che c'era la stagione, e che c'era tutti sti pesci, sti pescetti che c'era. Io vendevo con scartoso. Questo scartoso era fatto di carta, di quella riso marron, che assorbiva anche l'unto del pesce. Sopra sto banco che c'era un tagliere che fa conto che sia stato, mi dico che c'era stato 1 metro di diametro, e sopra una gran pointa fumante in qualsiasi momento che si passava, e che c'era, ti trovavi sta roba. Aristide si chiamava, e Paron, un uomo che ti facevi più presto saltarlo che girargli attorno, grosso, mi ricordo ancora, peoco, un fa subito il codo. Sua moglie, anche ella, poveretta, una brava donna, quello sì, sicuro e senza mezzi termini, una lavoratrice, e dentro Aioli che aveva tutto, perché da Drio, di questo che dopo vi spiegherò, ma voglio concludere la persona della moglie di Aristide, Furlana, con il suo fazzoletto in testa. E ora che a volte non c'era ancora Ege, che ti diceva che ti avevi da portarti a scuffietta, ma c'era talmente un'abitudine sua che non mancava mai, anche perché era giusto che fosse così. Ecco, da Drio sto muro, si aveva un muro che divideva gli yogi, e aveva il letto, poveretti, e il letto, e a botte di vino, e fiaschi, che era tutta insoccata, e c'era qui. Che da mattina a sera, da alba al tramonto, quello c'era il Frituin veneziano, che voglio ancora, mi ricordo tutti quanti che ne c'era, quanti, e adesso non c'è più niente.